20ª edizione del trofeo CLC, gentili telespettatori appassionati di ciclismo, benvenuti sulle strade del ciclismo riservato alla categoria allievi. Con la nostra sintesi quest'oggi ci portiamo presso la località di Salviano nel comune di Livorno per la manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Carli Cop La Variante e valida come 125esima sagra dei baccelli, 20esimo trofeo CLC, 31esimo trofeo Class SRL, concessionaria Renault e Dacia, 4º trofeo Track Italia SPA, Mercedes-Benz Veicoli Commerciali. La prova quindi che si avvale come contributo della CLC, Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni, prende il via dalla località di Salviano, dove gli atleti andranno poi ad affrontare un circuito che in totale misura 56 km, saranno 9 tornate in totale, con la partenza che avverrà, lo stiamo vedendo in questo momento le immagini prima del via per quanto riguarda questa manifestazione presso la manifestazione organizzata dicevamo dal gruppo sportivo Carli Cop La Variante. Intanto prima del via, quando è pronto a dare il via Daniele Esposito, presidente del consiglio comunale, sarà lui ad abbassare la bandierina del via per la partenza, che adesso è ufficiosa. Quindi stiamo partendo dalla zona del ritrovo per raggiungere quello che sarà il chilometro zero e andiamo quindi ad affrontare le prime pedalate. Io ne approfitto per ricordarvi le formazioni al via. Sono stati una novantina gli atleti a prendere il via, ovviamente presente il gruppo sportivo Carli Cop La Variante, presente anche la ciclistica cecina, il team Mamma e Papà Fanini, la Elba Bike Scott, il cycling team Valdera, la Casano, la ciclistica Mobilieri di Ponzacco ed ancora il gruppo ciclistico Vecchianese, il gruppo sportivo Butese, il GS Pozzarello, la San Miniato Ciclismo, l'Unione Ciclistica Casano, la Monte Carlo, Unione Ciclistica Empolese, la San Cascianese, il Velo Club Carrara 1961, il Velo Club Empoli e la Civitavecchiese Fratelli Petito. Queste sono le formazioni al via quest'oggi. Dicevamo una novantina gli atleti che hanno preso il via e siamo adesso al chilometro zero, quindi piede a terra per quanto riguarda questi atleti, e ormai imminente il via che viene dato in questo istante ed è a questo punto via ufficiale, quindi partita ufficialmente la corsa. Ne approfitto per ricordarvi alcuni sponsor a fianco dell'organizzazione. Abbiamo ricordato la Track Italia, la concessionaria Dacia di Livorno, che dà anche il nome al trofeo Class SRL, ed ancora abbiamo al fianco di questa organizzazione il ristorante Le Cinque Querce, la Gas Giari di Salnati Vinicio, il Circolo Arci Carli, la SVS Pubblica Assistenza, la Capaldi Centro Tecnica Pneumatici, la Tabaccheria Pacini, Nanni Pieri Assicurazioni, la Fioraia di Bacci Manola, lo studio Salvatori, il Passuello Biciclette SRL, la Bettarini Rent ed ancora Nencini Sport, Farmacia della Salute, Orologeria Oreficeria Iva e Alessandro Lunghi, il Bar Vivaldi, la Parquet Livorno Luca ed Alessio, la Conad, la Garzelli Assicurazioni, la Photosnap Art Coteto, la Blue Team Computers, l'Angolo Rosso GE. Questi sono i partner a fianco dell'organizzazione. Noi adesso stiamo affrontando le prime pedalate, una partenza che è stata subito molto veloce in queste prime fasi di gara, lo vediamo già adesso bene con le maglie del Velo Club Carrara 1961 nelle prime posizioni. Vediamo inquadrato con il dorsale di gara numero 85 Lorenzo Bertolini, e poi anche i ragazzi della Monte Carlo Ciclismo nelle prime posizioni del gruppo, in una partenza che, come abbiamo detto e come vediamo bene
anche da queste immagini è stata davvero velocissima. Anche i ragazzi dell'Unione Ciclistica Empolese pedalano in testa al gruppo in queste prime battute di corsa, una gara che misura 56 km, un circuito da ripetere per 9 volte, per andare ad assegnare un successo che nel corso degli anni ha premiato importanti atleti, con da sottolineare nella breve storia di questa manifestazione come la conosciamo adesso, ma la saga dei Baccelli che viene ricordata in questa manifestazione va avanti da 125 anni, importanti successi. Michele Corradini vinse nella categoria allievi, adesso è dilettante nella formazione di Mastro Marco, vinse quando indossava la maglia dell'Unione Ciclistica Petrignano, la formazione che ha visto tra le proprie fila anche il professionista del Team Sky Salvatore Puccio, ma andando a scorgere dietro nell'Albo d'Oro troviamo altri importanti vittorie, altri importanti atleti che hanno ben figurato, come Umberto Orsini, che vinse qui nel 2010 sempre nella categoria allievi nel 23esimo trofeo Renault Class SPA. Ed ancora, andando a scorgere l'Albo d'Oro, troviamo Alberto Bettiol secondo nel 2009. Stiamo leggendo con voi quello che è l'Albo d'Oro. Bettiol che vinse nel 2008 il trofeo Renault Class SPA quando militava nella società ciclistica Castel Fiorentino. Vittoria importante anche nel 2007, quella di Simone Antonini. E andando a scorgere l'Albo d'Oro, davvero abbiamo ritrovato importanti atleti che hanno poi ben figurato nelle categorie maggiori o sono addirittura approdati al professionismo, come abbiamo ricordato Antonini, che in quell'occasione precedette il suo compagno di squadra Mirko Ulivieri, che adesso è invece un direttore sportivo della categoria Under 23. Insomma, abbiamo fatto un po' un excursus storico di questa manifestazione, degli ultimi 10 anni di questa manifestazione, una manifestazione storica del ciclismo livornese e non solo, riservata alla categoria allievi, una classica della zona che quest'anno ha visto al via, dicevamo, una novantina di atleti in una bella giornata di sole, come ci mostrano anche le nostre immagini. Adesso abbiamo un tentativo di allungo, quindi iniziamo a parlare di fuga in questa fase. Primo tentativo che vediamo adesso è il dorsale di gara numero 39, la maglia è quella del gruppo sportivo Pozzarello, si tratta di Mattia Veneziano, lo vediamo inquadrato con un vantaggio di una trentina di con circa 100 metri, circa 15 secondi nei confronti del gruppo. Pedala in testa adesso quindi il ragazzo del gruppo sportivo Pozzarello in questa prima fase di corsa. È lui per il momento il più coraggioso, l'unico che fino a questo punto è riuscito a sganciarsi dal forte controllo del plotone. Vedete, si corre in una zona con larghi rettilinei. Intanto abbiamo visto uno degli atleti favoriti quest'oggi alla partenza, la maglia è quella dell'Unione Ciclistica Empolese, si tratta di Giosuè Crescioli, ma qui vediamo anche Gregorio Butteroni della Ciclistica Cecina. Attenzione a questo tentativo che è davvero interessante, vediamo anche un ragazzo della Monte Carlo Ciclismo, intanto è stato ripreso da questi atleti, colui che si trovava al comando. Qui vediamo intanto con il 52 Lutian Cola, e dicevamo è stato raggiunto invece Veneziano, che era stato il promotore prima in solitaria di questo tentativo di fuga. Quindi Butteroni, Cola, abbiamo Crescioli e con loro abbiamo anche Veneziano, questi 4 uomini al comando. Quando siamo ancora nella prima metà di gara vediamo già 2 atleti molto attesi come Crescioli e Butteroni, che sono nelle prime posizioni del gruppo e nella fuga adesso, ovviamente con le nostre immagini che stiamo seguendo. Quindi diciamo che è partita fortissimo questa gara, lo vediamo bene perché qui si scatta tra i favoriti della corsa, e noi con le nostre immagini lasciamo andare il drappello degli uomini al comando, attendendo il gruppo che però si è praticamente riportato su coloro che guidano la corsa, gruppo che a questo punto possiamo definire compatto dopo che abbiamo percorso le prime tornate di gara. Infatti siamo già ormai circa a 4 giri dal termine, ancora altri atleti che vediamo in questa fase che si stanno avvantaggiando, ed è sempre la stessa azione. La vediamo bene che sembrava fosse
esaurita. Invece noi riconosciamo ancora la sagoma di Crescioli nelle prime posizioni del gruppo e praticamente vediamo come Crescioli stia pilotando questo tentativo, gruppo comunque che è vicinissimo. Butteroni in seconda posizione, quindi abbiamo in terza ruota l'atleta della Monte Carlo che è Cola. Abbiamo visto un atleta che ha perso leggermente contatto adesso, quindi rimangono in tre al comando Butteroni, Cola e Crescioli. Uno scatenato Crescioli. A volte fatichiamo a capire la tattica di questo atleta, che lo scorso anno ha vinto importanti manifestazioni, tra cui la Coppa Dino Diddi, classica della categoria allievi, e qui abbiamo visto che il dorsale 55 va a prendere una borraccia, quindi non è Cola ma è Pisani. Sono cambiate un po' le posizioni in testa alla corsa. Comunque Butteroni e con lui abbiamo anche Crescioli, che sono sempre lì davanti e sono sicuramente due degli atleti più attesi quest'oggi all'interno di questa manifestazione. Tre uomini alla comando, quindi gruppo vicinissimo però alla testa della corsa, non lascia molto spazio il plotone in questa fase, con ovviamente siamo ormai a circa metà gara ultimata e quindi possiamo dire che ci stiamo avvicinando alle fasi decisive di corsa, con il plotone che adesso si avvicina decisamente alla testa della corsa. Gregorio Butteroni continua ad insistere nella propria azione, viene rilevato dall'atleta della Monte Carlo Ciclismo che adesso si porta in prima posizione. È lui adesso a fare il ritmo, vale a dire Alessio Pisani, ma il gruppo, lo vediamo, sta per piombare sugli uomini al comando. Appena 20 metri di distacco per il plotone. Allunghiamo anche con la nostra moto per favorire il ricongiungimento. Si danno la mano, davvero bel gesto quello di Butteroni e Crescioli. Si sono dati il 5, insomma, come a dire ci abbiamo provato quest'oggi. Scatta ancora un altro atleta, è un atleta della Monte Carlo Ciclismo, attivissimi i ragazzi della formazione che ha sede in provincia di Lucca. In questa fase però facciamo fatica a scorgere il numero dorsale del corridore, che prova ad allungare. Per lui comunque una ventina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo. Si volta a controllare la posizione del plotone e noi non riusciamo a scorgere il dorsale, ma praticamente il gruppo torna compatto con le maglie dell'Unione Ciclistica Casano, che sono le prime a riportarsi sul battistrada. Gruppo compatto, quindi annullato il tentativo che ha visto protagonisti per qualche giro Butteroni e Crescioli. Adesso ci troviamo in una situazione di gruppo compatto, comunque notevolmente allungato. Lo vediamo bene da queste immagini che ci mostrano il gruppo in lunga fila indiana. Ancora un allungo, ancora un atleta del gruppo sportivo Pozzarello che prova ad evadere dal plotone. Si tratta del dorsale di gara 39, ancora lui è Mattia Veneziano del Pozzarello, che adesso guadagna una cinquantina di metri nei confronti del gruppo pilotato dagli uomini dell'Unione Ciclistica Empolese, a fare il ritmo in testa al plotone nel tentativo di ricucire lo strappo nei confronti dell'atleta che vedete adesso inquadrato, che era stato molto attivo anche nella fase iniziale di corsa, quella in cui aveva praticamente proposto l'attacco che poi ha visto protagonisti Crescioli e Butteroni. Annullato comunque anche il tentativo di Veneziano. Il gruppo torna nuovamente compatto, niente da fare quindi anche per questo tentativo di fuga. Ci stiamo avvicinando sempre più alle fasi decisive della corsa. Qui vediamo inquadrato anche Nicolas Dova dell'Unione Ciclistica Casano, che adesso guadagna qualche metro nei confronti del gruppo. Si continua a scattare con decisione in testa al plotone. Ci stiamo avvicinando ormai alle ultime battute di gara. Qui adesso il tentativo di allungo da parte di Dova dell'Unione Ciclistica Casano, la formazione che ha sede in provincia di La Spezia, formazione che sicuramente è tra le più attese quest'oggi, e società che è anche organizzatrice del giro ciclistico della Lunigiana, riservato alla categoria juniores, che andrà in scena anche quest'anno nel mese di settembre, nel primo weekend di settembre, gara internazionale a tappe. Intanto siamo al passaggio in zona arrivo, dove viene esposto il contagiri. Siamo a 2 giri dal termine per quanto riguarda questa corsa, quindi siamo davvero nelle battute conclusive della prova. Siamo ormai al finale, mancano appena 12 km alla conclusione e si continua comunque a scattare in testa al gruppo. Davvero belle queste fasi
di gara con il gruppo che si allunga. Vedete ancora molto numeroso il plotone, tracciato che come abbiamo visto è interamente pianeggiante, ma il ritmo è stato velocissimo sin dalle prime fasi di gara, come abbiamo appunto visto nella nostra telecronaca. Intanto il gruppo che dicevamo è tornato compatto, siamo ormai a circa un giro e mezzo dalla conclusione, ma adesso c'è un nuovo tentativo di fuga e si tratta ancora una volta, sempre davvero, io per il momento possiamo definirlo un vero combattente questo ragazzo del Pozzarello, dorsale di gara numero 39 per lui, e si tratta di Mattia Veneziano. Quest'oggi è stato decisamente il corridore più combattivo di tutto il gruppo, ha provato in vari tentativi l'allungo, anche uno l'ultimo pochi chilometri fa, e ci continua a provarlo ancora adesso. Ancora in testa quindi Veneziano nel suo tentativo di fuga. In questa fase per lui un vantaggio minimo nei confronti del gruppo, che però per il momento non riesce a chiudere con troppa facilità nei confronti del portacolori del gruppo sportivo Pozzarello. Si disseta in questa fase, siamo ormai a circa un giro e mezzo dalla conclusione. Vedete come il gruppo non riesca a chiudere in questo primo frangente, e quindi per il momento continua l'azione di Veneziano in testa alla corsa. Veneziano quindi pedala, il corridore del Pozzarello, Mattia Veneziano in testa al gruppo. Invece troviamo adesso un altro atleta che è uscito, si tratta del dorsale numero 53, vale a dire Federico Conti della Monte Carlo Ciclismo, pedala in questo frangente e pedala in seconda posizione in questa fase. Infatti il corridore della Monte Carlo Ciclismo occupa la seconda posizione a pochi secondi, infatti ormai sta per chiudere nei confronti di Veneziano, quindi si va a formare una coppia sulla testa della corsa. Conti e Veneziano vanno ad occupare le prime due posizioni per il momento. Il gruppo comunque è vicino, vedremo se il plotone riuscirà a chiudere. Per il momento comunque pregevole il tentativo di attacco di questi due atleti, gruppo che adesso, lo avete visto, non si vede in fondo al rettilineo. Questo è sicuramente qualcosa di positivo per i due uomini al comando e li spinge ad accelerare nuovamente. Adesso Veneziano si porta in testa, sicuramente è quello più stanco tra i due uomini al comando, il corridore della Pozzarello, perché è stato attivissimo. Dietro si continua a scattare, si continua a inserire nuovi allunghi con Bendinelli che ed è il primo a chiudere. Praticamente si va a formare questo quartetto. Adesso abbiamo anche il dorsale 52 Lutian Cola della Monte Carlo Ciclismo, quindi 4 gli uomini al comando, ma gruppo praticamente lì vicinissimo. Lo vediamo bene da questa immagine che ci mostra il plotone ad appena 10 secondi dalla testa della corsa. Qui vediamo a chiudere il drappello degli uomini al comando Bendinelli, quindi andiamo a ricordare gli uomini che compongono la testa della corsa: Cola e Conti della Monte Carlo Ciclismo, Veneziano della Pozzarello e Bendinelli dell'Unione Ciclistica Empolese. Adesso è venuto un po' a marcare l'accordo, ovviamente i due atleti della Monte Carlo rendono un po' instabile il tentativo di fuga, in quanto sia Bendinelli sia Veneziano si sentono in netta inferiorità numerica, e quindi ovviamente il peso dell'attacco è sulle spalle dei ragazzi della Monte Carlo Ciclismo. Adesso inquadrato dalle nostre telecamere è proprio Lutian Cola, mani basse sul manubrio per il ragazzo della Monte Carlo Ciclismo. Poi abbiamo la maglia dell'Unione Ciclistica Empolese di Bendinelli, poi ancora la maglia del Monte Carlo di Conti, mentre in ultima posizione, ma è comprensibile, è stato all'attacco sin dalle prime battute di gara, abbiamo un infinito Veneziano, che quest'oggi è davvero stato brillantissimo. Maglia di miglior atleta, più combattente possiamo dirlo quest'oggi per Veneziano. Si perde un po' l'armonia perché il gruppo praticamente sta rientrando, scelta un po' insolita dei ragazzi della Monte Carlo, che praticamente hanno chiuso sui propri compagni di squadra. Tattica ben prestabilita forse. Adesso è Andrea Fattorini che prova l'allungo in questo tratto in leggera pendenze che vanno intorno al 2-3%. Non sale molto la strada, ma sicuramente siamo ormai nelle battute finali. Si sentono anche questi piccoli
cambi di pendenza e guadagna qualche metro nei confronti dei più immediati inseguitori. Stiamo seguendo le battute finali, ancora in testa quindi Fattorini in questa edizione numero 20 del trofeo CLC Società Cooperativa. Cambia nuovamente la situazione con due uomini al comando. Abbiamo il 43, vale a dire Lorenzo Magli, con lui abbiamo il dorsale 66, vale a dire Nicolò Ciafardini. Il primo è della San Miniato Ciclismo, il secondo è dell'Unione Ciclistica Empolese. Quando siamo al suono della campana in vista dell'inizio dell'ultimo giro, si transita per un'ultima volta sotto il traguardo prima poi di concludere la prova. Quindi siamo al suono della campana, gli applausi del pubblico sul rettilineo di arrivo. Inizia l'ultimo giro della corsa e a questo punto questo tentativo a due diventa davvero interessante, con Magli in prima posizione che sta facendo il ritmo davanti a Ciafardini, il corridore della... Adesso c'è un rientro, però attenzione perché sono ancora gli uomini della Monte Carlo che stanno stoppando in maniera per il momento impeccabile tutti i tentativi di fuga, riescono ad inserire sempre un uomo. E Conti ancora una volta che si va ad inserire sulla testa, ma il gruppo è lì vicinissimo agli uomini al comando, quindi per il momento abbiamo una situazione che praticamente si va ricompattando il plotone. E così negli ultimi chilometri il gruppo praticamente torna compatto in vista del traguardo, dove il pubblico sta già attendendo l'epilogo della corsa. Perfettamente curato l'aspetto della sicurezza da parte del gruppo sportivo Carli Coppa La Variante. Salutiamo anche il presidente storico della società livornese, Nanni Pieri, sempre presente anche da appassionato alle manifestazioni che organizza il gruppo sportivo, lui che per tanti anni è stato presidente di questo sodalizio. Siamo ormai in vista dell'epilogo, il gruppo, dicevamo, è tornato compatto e quindi ci prepariamo ad assistere ad una volata a gruppo compatto in questo finale. Vedremo chi avrà la meglio. Non sono riusciti altri atleti ad avvantaggiarsi nei confronti del plotone e quindi tutto è pronto per un epilogo a ranghi compatti. Ormai superato l'ultimo chilometro da parte del gruppo che sta per far capolino nel rettilineo conclusivo. Eccoci dalla telecamera fissa, gruppo che sta per lanciare la volata, le maglie della Unione Ciclistica Empolese nelle prime posizioni, ma viene lanciato il lungo sprint a centrostrada da un atleta che vediamo dell'Unione Ciclistica Casano. È Dova che prova a lanciare lo sprint lungo, ma attenzione alla rimonta di due maglie della Monte Carlo con Alessio Pisani che vince davanti al compagno di squadra Marco Cecchi. Terzo è Marco Baglione del gruppo sportivo Pozzarello, quindi Nicolas Dova che aveva lanciato la volata lunga in fondo al rettilineo, quindi Alessio Riccardi, Tommaso Pozzolini, Matteo Fiaschi, Lorenzo Martignoni, Andrea Fattorini e Carlo Zoppi. Questi i primi 10 classificati nel trofeo CLC Società Cooperativa, organizzazione a cura del gruppo sportivo Carli Coppa La Variante, al termine delle 9 tornate del circuito dei 56 km di gara. La doppietta di Alessio Pisani e Marco Cecchi per l'Unione Ciclistica Monte Carlo Ciclismo. Alessio Pisani, uno sprint veramente potente, nelle fasi finali sei riuscito a rimontare veramente e vincere alla grande. Sì, oggi stavo bene e sono uscito a ruota del mio compagno Marco dall'ultima curva e sono riuscito a vincere. Volevo comunque ringraziare tutti i miei compagni di squadra perché hanno fatto veramente un lavoro eccezionale e grazie a loro se ho vinto. Seconda vittoria stagionale, una stagione che si sta mettendo nel modo migliore. Sì, quest'anno sto facendo dei buoni risultati e cerchiamo di continuare così, non solo io ma tutta la squadra. Ed ora sentiamo il secondo arrivato, Marco Cecchi. Hai aiutato il tuo compagno, sei riuscito lo stesso ad arrivare secondo. Veramente una bellissima giornata oggi per la Monte Carlo Ciclismo. Oggi davvero. Abbiamo fatto la terza vittoria stagionale, la corsa è stata sempre dura. Come ha detto Alessio, anch'io devo ringraziare i compagni perché comunque sia il lavoro non l'abbiamo fatto solamente noi, ma è un po' tutta la squadra che ha lavorato. Ci ha aiutato a tenere il gruppo tutto unito, abbiamo provato anche ad andare in fuga e niente, all'ultima curva mi sono trovato in terza ruota con Alessio dietro, quindi gliel'ho tirata io e sono felice così.
Sauro Bertoncini, direttore sportivo della Monte Carlo Ciclismo, assieme a Vanzinelli, veramente oggi la squadra è stata perfetta. Sì, hanno corso bene, abbastanza bene, via diciamo, perché a un certo punto la corsa c'era anche scappata di mano. Poi fortunatamente hanno lavorato dietro, sono riusciti a chiudere e poi sono stati bravi nel finale a aiutarsi. Terza vittoria stagionale, dicevo prima anche a Pisani, una stagione che si sta mettendo bene. Sì, si sta mettendo bene, i ragazzi quest'anno seguono di più, si sta facendo, anche se non si vince siamo sempre protagonisti nella corsa. Terzo posto per Marco Baglione della Pozzarello, avete provato come Pozzarello tutta la gara a sganciarvi, non c'è stato niente da fare, ma allo sprint un buon terzo posto. Sì, gara combattuta fin dall'inizio, l'andatura è sempre stata molto elevata, i miei compagni di squadra ottimi, veramente ottimi. Abbiamo provato a entrare in parecchie fughe, io modestamente ho cercato di risparmiarmi il più possibile perché sapevo che avevo qualche chance in volata. Ovviamente i miei avversari del Monte Carlo erano molto tosti e ho preso la ruota ma non sono riuscito a uscire in volata e mi sono dovuto accontentare di un terzo posto. Comunque voglio ricordare che te sei al primo anno in categoria, una categoria che mi sembra tu ti stia ambientando piuttosto bene. Sì, devo essere sincero, inizio anno avevo parecchio timore di questa nuova categoria. Pensavo di non arrivare, ma fin dall'inizio della stagione ho fatto diversi piazzamenti nei primi 10. I miei allenatori continuavano a dirmi che potevo farcela, che arrivavo al podio e oggi è arrivato finalmente. Luciano Nannipieri, l'ex presidente della cooperativa Coop Carli La Variante, una bella gara, una bella organizzazione, credo che dobbiate essere veramente soddisfatti. Pienamente, sempre si fa le cose, si ha tanta paura, ma quando ci si arriva poi riescono sempre meglio. Oggi grazie tanto al cielo che ha fatto una giornata bellissima e poi credo la manifestazione che è proprio bella, io sono molto contento perché insomma 100 corridori. Siamo con il presidente Sergio Alderigi della Immobiliare di Salviano che ospita tutti gli anni la sede di partenza della corsa. Dicevo prima col presidente, un appuntamento fisso che vi vede sempre presenti accanto alla società sportiva. Certo, consuetudine, ormai è una classica questa, proprio un'attività buona dove si lancia appunto sempre il ciclismo e ospitiamo volentieri queste iniziative con tutte le difficoltà che abbiamo, perché prima la partenza, se vi ricordate, era qui davanti a noi, ora per ragioni di sicurezza e tutto è spostata, ma perlomeno tutta l'altra coreografia avviene all'interno della nostra struttura. Che ben venga e continuiamo così. Daniele Esposito, presidente del Consiglio del Comune di Livorno, che ha dato il via alla gara, è stato presente, ha seguito tutta la manifestazione e ora è qui per la premiazione. Una bella manifestazione che si ripete da anni, che insomma, fa venire a Livorno tanti sportivi e tanti appassionati. Sì, bella giornata di sport, ho visto i ragazzi molto combattivi, ho visto alcune fughe, quindi è stata una bella giornata di ciclismo, veramente bella. Si è appassionata alla corsa di ciclismo? Sì, vista dal percorso, ero sulla macchina della giuria, sì, è una bella cosa, anche perché poi vista dal percorso si nota anche che c'è un lavoro dietro e preventivo che è grandissimo. Sono tantissime persone durante il percorso che seguono la gara e fanno sì che la gara abbia un risvolto positivo. Appuntamento quindi l'anno prossimo? Sicuramente sì. Siamo con Loredano Zannotti, il presidente del Coop La Variante, gruppo sportivo Carli Coop La Variante. Veramente una bella gara, tanti partenti, una gara combattuta e dobbiamo dire anche veramente un bel risultato finale. Sì, siamo soddisfatti, chiaramente come viene detto quando si fa le manifestazioni ciclistiche è andato tutto bene, eccetto un ragazzino, ma poca roba, quindi siamo soddisfatti, veramente soddisfatti. Quest'anno non c'è stata la possibilità di avere l'arrivo qui davanti al circolo, però dobbiamo dire che il posto che avete trovato è veramente bello, un bel finale, un bel circuito. Sì, quest'anno abbiamo ripetuto il circuito dell'anno scorso, c'è stata questa concomitanza che è 125esima Sagra dei Baccelli di Salviano. Purtroppo esigenze è stato cambiato il programma del comune e quindi non siamo potuti arrivare qui, ma siamo arrivati in via dell'Acquaioli, è stato molto positivo.
Per allestire una manifestazione del genere, come si dice sempre, c'è bisogno di aiuto di tanti sponsor e di tante persone. Abbiamo visto lungo il percorso tanti collaboratori, credo che sia il caso anche di ringraziarli. Ci mancherebbe, ringraziamo tutti i collaboratori, in particolare gli sponsor che ci hanno riaffermato, diciamo, il loro aiuto, in particolare quest'anno era il 20° trofeo CLC, il 31° trofeo classe e il 4° trofeo Truck Italia. Oltretutto abbiamo tantissimi volontari che ci danno un contributo e è fondamentale perché oggi il ciclismo ha bisogno e quindi noi cerchiamo il gruppo sportivo di fare il nostro meglio, quindi siamo soddisfatti. Questo è un appuntamento fisso, ricordiamo nel 2007 qui ci fu il campionato toscano, avremo modo magari anche nelle prossime edizioni di vedere consegnare la maglia di campione regionale. Noi negli anni passati, oltre nel 2007 il campionato regionale, che fra l'altro anche nei nomi diciamo che si sono susseguiti, noi fino a 10 anni fa facevamo 3 gare, quindi avevamo anche una squadra di juniores, esordienti, allievi e juniores, e si faceva 3 gare proprio qui a Silva e sempre in concomitanza con la Sagra dei Baccelli. Ora quest'anno è il 125°, ma abbiamo su dei ricordi 90°, quindi fa piacere. L'appuntamento all'anno prossimo. Appuntamento senz'altro e quindi faremo del nostro meglio.